Preside, oggi si ricorda Livatino con una manifestazione qui all'Anna Frank. Sì, abbiamo voluto realizzare questa cerimonia di commemorazione del 35° anniversario della barbara uccisione del giudice Livatino, per fornire a questi ragazzi, che ovviamente sono nati molti anni dopo, l'opportunità di conoscere una figura ragguardevole per il nostro territorio, una persona che ha testimoniato la sua coerenza con la vita ed è riuscito a lasciare un messaggio anche alle nuove generazioni riguardo al fatto che vale la pena impegnarsi per le cose in cui si crede. E abbiamo voluto lasciare anche un segno indelebile di questa testimonianza, intitolando il nostro giardino interno della scuola alla memoria del giudice Livatino, per cui dopo la cerimonia di commemorazione andremo anche a scoprire una targa che serve a tutti gli studenti che frequenteranno questa scuola per capire chi è stato Rosario Livatino e come vanno affrontate anche le criticità e le contraddizioni del nostro tempo, con sacrificio, con impegno e con passione. Oggi qui all'Anna Frank un momento per ricordare un martire della giustizia Livatino. Sì, è l'ennesimo appuntamento per ricordare il sacrificio di Rosario Livatino. Credo che con i tempi in cui viviamo è importante che il suo esempio sia ricordato alle giovani generazioni. Una cosa importante, faccio i complimenti ai dirigenti e a tutto lo staff dei docenti per voler inculcare ai ragazzi questo, la memoria di Livatino, un grande uomo, un uomo che ha agito per la legalità a scapito proprio della propria vita, e quindi che i nostri giovani, che tra l'altro sono la futura classe dirigente, possano capire quello che bisogna fare durante la propria attività scolastica ma anche poi lavorativa in futuro, affinché i temi e gli ideali di legalità, di onestà, di giustizia vengano prima di ogni altro valore.